Buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo evento online dedicato alla promozione, implementazione e l'adesione del programma Patto dei Sindaci. Questo evento è stato realizzato dal Dipartimento Efficienza Energetica 2 in qualità di coordinatore nazionale del programma europeo in collaborazione con la Regione del Veneto e grazie al supporto di REL Eventi che realizza e mette online disponibile sul canale YouTube tutti gli eventi formativi e in presenza che abbiamo realizzato in questo ciclo. Lo scopo, l'obiettivo è quello di condividere, dare contenuti tecnici, supportare i sottoscrittori del patto, e quindi i comuni, gli enti di secondo livello, le organizzazioni del territorio del Veneto, ma anche di tutto il territorio nazionale, e nell'implementazione del programma, di fornire dei contenuti tecnici, scientifici, in questo caso nel settore dell'industria. Il modulo di oggi è intitolato Le diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese, quindi settore industriale, settore le cui azioni non sono obbligatorie all'interno dei piani di azione per l'energia e il clima, ma molto rilevanti in termini di contributo che possono dare per la riduzione delle emissioni di CO2. A questo punto passo la parola all'architetto Franco Alberti, responsabile della collaborazione di Regione Veneto. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie Patrizia. Il mio solo un saluto e una piccola introduzione. Il rapporto che si è instaurato tra Enea e Regione Veneto è un rapporto fattivo basato appunto sull'esigenza che è rappresentata dai territori di avere più informazione e più formazione in un momento che stiamo appunto anche attraversando, in cui l'impegno delle amministrazioni locali ma anche delle imprese è richiesto e quindi cerchiamo di individuare strade e percorsi in modo che questo impegno richiesto sia più facilmente assolvibile da parte di tutti. Non perdendo altro tempo, la giornata appunto sarà sicuramente interessante, quindi auguro a tutti una buona frequentazione di questo corso. Grazie Franco, vorrei passare direttamente ai relatori e vorrei introdurre il dottor Antonio Siciliano che collabora con Ambiente Italia in materia di pianificazione energetica locale. Collabora infatti con la Regione Veneto nell'ambito del progetto Prepare nell'azione dedicata all'efficienza energetica nel settore industriale. Prego. Grazie Patrizia, grazie Enea, grazie alla Regione Veneto per questa opportunità. Allora sì, io oggi volevo parlarvi un po' del progetto Prepare, del nostro ruolo di supporto alla Regione Veneto e quindi insomma fornire un inquadramento del settore industriale veneto per valutare un po' meglio le dinamiche e quelle anche concludendo diciamo, il mio intervento con un caso studio e un esempio che possa in qualche modo avere come dire, delle affinità anche con l'argomento principale di questa giornata, di questo webinar, che è come dire, il patto dei sindaci. Allora, una brevissima presentazione proprio di Ambiente Italia. Ambiente Italia è una società e di me stesso, io sono Antonio Siciliano, collaboro con Ambiente Italia da diversi anni e diciamo è una delle principali società di consulenza ambientale in Italia, attive veramente da molto tempo. Ci occupiamo diciamo a 360 gradi per clienti pubblici, per clienti privati, di tutti gli ambiti legati alla sostenibilità ambientale, quindi dalla pianificazione alla gestione energetica, sia per i soggetti pubblici ma anche per le imprese, tutti i temi dell'adattamento, permitting, valutazione ambientale, rifiuti e fino ad arrivare poi a tutte le tematiche ESG che sono come dire quelle in prima linea in questo momento per quanto riguarda le imprese. Vi invito ad andare a vedere il nostro sito e verificare, insomma, vedere un po' le attività che facciamo per capire se ci possano essere come degli interessi anche da parte vostra rispetto a quello che possiamo proporre. Allora, quali saranno i contenuti, diciamo, di questa mia breve presentazione? Allora, una breve presentazione del progetto Prepare, in particolare dell'azione C15, che è quella che riguarda l'efficienza energetica dell'industria.
Questo mi porta poi a andare a definire quello che è il contesto manifatturiero della Regione Veneto, sia dal punto di vista, come dire, numerico in termini di unità locali e di addetti, sia anche un po' in funzione del fabbisogno energetico dello stesso comparto manifatturiero. Un breve focus su quello che è l'efficienza energetica nell'industria e riprendendo un po' anche la dinamica sostanzialmente delle diagnosi energetiche e degli interventi effettuati, e un case study che riguarda la costituzione di una comunità energetica rinnovabile aziendale, che in qualche modo può essere quella tipologia di intervento che anche nel piano d'azione per l'energia sostenibile può creare un link, una connessione tra il settore industriale e la riduzione delle emissioni all'interno del piano d'azione per l'energia sostenibile. Ok, slide. Ok. Progetto Prepare, anche qua vi invito a andare a vedere il sito del progetto Prepare. Perché ci sono diversi contenuti che possono essere molto interessanti anche con analisi settoriali. Il progetto Prepare è un progetto che riguarda la qualità dell'aria del bacino del Po e che quindi coinvolge sostanzialmente tutte le regioni del nord Italia, Emilia-Romagna compresa, e anche poi la Slovenia. Ha lo scopo di supportare la redazione dei piani di qualità dell'aria regionale e ovviamente coinvolge una popolazione effettivamente molto molto estesa, circa 28 milioni di persone. Lo scopo un po' del progetto Prepare, che è un progetto molto ampio anche in termini di durata, finirà l'anno prossimo ma è iniziato nel 2018, è quello proprio di andare a trovare quelle soluzioni per andare a moltiplicare eventuali interventi o best practice che possono essere, come dire, implementate all'interno, diciamo, dei piani della qualità dell'aria, ma anche in questo specifico caso all'interno del settore industriale. In particolare, appunto, l'azione C15, che è proprio un'azione specifica di servizio di supporto alle industrie per l'efficienza energetica, prevede proprio di realizzare un focus, quindi un'analisi settoriale dell'ambito industriale di riferimento. In questo caso noi ci concentriamo sul settore manifatturiero, che è il focus principale, e come vedremo poi è, come dire, il settore anche principale, diciamo, dal punto di vista anche delle possibilità di efficientamento. Il progetto Prepare poi porta alla creazione di linee guida tematiche, di report sui case study, piuttosto che di altro materiale comunicativo. Quindi anche in questo caso vi invito ad andare a curiosare sul sito del progetto. Come vi dicevo, un progetto molto, molto ampio in termini di durata, partito nel marzo del 2018, terminerà, diciamo, nella primavera del prossimo anno. La prima fase, diciamo, del progetto Prepare ha riguardato proprio un'analisi del contesto, ok? Quindi il contesto manifatturiero della Regione Veneto. Siamo partiti quindi dai dati messi a disposizione dall'Istat, che fanno riferimento alle unità locali e agli addetti al 2020, e appunto vediamo, insomma, che il contesto veneto si caratterizza all'incirca per una quota intorno al 13-14% tra imprese e unità locali rispetto al totale nazionale. Negli ultimi anni, per la verità, non si registra una dinamica molto intensa da questo punto di vista, si osserva un leggero calo sia nell'ambito delle unità locali sia nell'ambito degli addetti, un calo abbastanza contenuto. Questa modificazione ha portato, diciamo, a un leggero incremento della dimensione media delle unità locali, da 10 a 11,3 addetti tra il 2012 e il 2020. Il grafico che vediamo nella slide successiva ovviamente è fatto anche un po' per evidenziare la dinamica, quindi, come dire,
le scale insomma sono abbastanza strette, però appunto si mette in evidenza questa progressiva, anche se lenta, diminuzione che però porta, come dire, a un calo negli ultimi 10 anni di circa 20.000 unità, e una dinamica invece per quanto riguarda gli addetti un po' diversa, che li vede crescere dal 2015 al 2019 per poi subire un forte calo nel 2020. Sappiamo tutti che il 2020 è un anno molto particolare e quindi, come dire, non possiamo non considerare, non tenere in considerazione quello che è avvenuto nel corso di quell'annualità. A livello settoriale, l'analisi ci ha portato a analizzare quelli che erano i diversi settori manifatturieri all'interno della Regione Veneto, e la distribuzione di questo grafico mette in evidenza come il settore meccanico nel suo complesso sia quello che detiene complessivamente la quota maggiore di unità locali e di addetti. Settore meccanico in cui diciamo il 60% all'interno di questo settore meccanico è come dire, detenuto proprio dal settore di fabbricazione di prodotti in metallo, quindi proprio di attività di lavorazione del metallo. Risulta essere, dal punto di vista proprio della consistenza delle imprese e delle persone che lavorano all'interno di questo contesto, molto il settore principale, seguito poi da altri settori caratteristici della regione che, anche se su come dire, valori più bassi, settore tessile, del legno e il mobilio, l'alimentare. Poi vediamo anche che a livello anche provinciale c'è una differenziazione che anche in alcuni casi è abbastanza sensibile. Ok, esattamente, qua vediamo un po' in questa semplice rappresentazione come si distribuiscono queste imprese e questi addetti all'interno del territorio regionale. Vediamo che Vicenza, Treviso e Padova sostanzialmente assorbono poco meno, il 65% circa del totale, seguono Verona e Vicenza con valori più contenuti, e invece un po' più, come dire, limitati sono la distribuzione delle imprese, degli unità locali e degli addetti nelle province di Belluno e di Rovigo. Questo per quanto riguarda, diciamo, la diffusione, insomma, la presenza sul territorio di attività produttive del settore manifatturiero. Quello che, e quindi ecco, proprio giusto per mettere qualche punto di considerazione di sintesi, abbiamo il settore meccanico, abbiamo visto che sicuramente è più significativo. All'interno di questo settore, nelle analisi che abbiamo condotto, abbiamo fatto un focus specifico proprio per questo settore, abbiamo visto come quello della fabbricazione di prodotti in metallo sia in realtà quello che assorbe la maggior parte della quota del settore meccanico, il 60%, con invece una percentuale di addetti leggermente inferiore. Altri settori rappresentativi dal punto di vista della presenza sul territorio di imprese che lavorano nel settore manifatturiero, troviamo sicuramente quello tessile, quello del legno e mobilio. Il settore alimentare è anche un settore che magari non vede un numero molto consistente di unità locali, ma significativo in termini di addetti. E dal punto di vista territoriale abbiamo visto come la provincia di Vicenza, Treviso e Padova siano quelle tre ambiti territoriali che alla fine assorbono poco meno del 70%, 65% circa del totale delle attività produttive manifatturiere della Regione Veneto. Il passo successivo è quello poi di andare a capire a livello energetico cosa succede, cioè capire quello che è il fabbisogno energetico dell'industria veneta, e qua ovviamente non potevamo non fare riferimento anche, voglio dire, al rapporto annuale sull'efficienza energetica di Enea, il quale ci fa vedere come sostanzialmente, per andare insomma abbastanza al punto, i consumi energetici siano abbastanza variegati all'interno del settore industriale veneto. Circa la metà di questi consumi sono soddisfatti dagli usi di energia elettrica,
un 30% circa riguarda invece il fabbisogno di gas naturale. Le fonti rinnovabili, okay, per dare magari un primo focus sulla sostenibilità anche ambientale, ancora hanno quote abbastanza ridotte, okay, nel contesto generale, leggermente inferiori anche a quello che è la quota che viene assorbita dai prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio. Indicativamente in Regione Veneto, il settore industriale della Regione Veneto assorbe poco più del 10% del settore del consumo complessivo nazionale, okay? Quindi siamo 2.600 kTep contro quasi 24.000 kTep per quanto riguarda l'Italia nel suo complesso. Qua successivamente siamo andati a fare degli approfondimenti seguendo le fonti dati disponibili a livello nazionale, e sicuramente dal punto di vista dell'energia elettrica la base dati è molto molto ricca, perché Terna, voglio dire, mette a disposizione i consumi di tutti i settori, compresi anche quindi i settori industriali e dei sottosettori stessi, e quindi questo ci consente di fare un'analisi abbastanza dettagliata rispetto a quelli che sono i consumi dei vari settori. E in questo grafico appunto vediamo i dati qua possono risalire fino all'anno scorso, il 2022, sono proprio appena da poco disponibili i dati completi per lo scorso anno, e quindi comunque abbiamo voluto integrarli all'interno di questa presentazione. Vediamo che il settore che riguarda, come dire, i metalli, la lavorazione dei metalli o la loro produzione, quindi meccanica e siderurgia, sono gli ambiti a maggior assorbimento, a maggiore intensità energetica dal punto di vista elettrico. Seguono poi altre industrie che magari non hanno la stessa importanza in termini di numero di addetti, ma che rappresentano per la regione un comparto produttivo importante. Vediamo infatti l'alimentare, il settore della gomma e della plastica e via via poi tutti gli altri. Quindi questa distribuzione appunto mette in evidenza, se vogliamo ancora una volta, come il settore dei metalli, sia della loro lavorazione sia della loro produzione, sia, come dire, quello predominante all'interno del territorio regionale. Dal punto di vista territoriale come distribuzione vediamo una cosa un po' diversa rispetto a quello che abbiamo visto prima riguardante gli ambiti, il numero di unità locali di addetti. Qua vediamo che per quanto riguarda i consumi elettrici sostanzialmente la provincia di Verona e la provincia di Vicenza complessivamente assorbono poco meno del 50% dei consumi elettrici del settore industriale della regione Veneto. Le altre regioni assorbono quote inferiori, particolarmente importante Treviso, particolarmente importante Padova, però ecco, per esempio vediamo che Verona, se prima assumiva aveva nel territorio provinciale di Verona ci sono il 16% circa delle unità locali attive nel settore industriale, a livello di consumi energetici questa percentuale invece sale fino a oltre il 20%. Andiamo avanti. Consumi di gas. Ecco, i consumi di gas naturale, purtroppo le basi dati disponibili non consentono di effettuare questa analisi dettagliata per settore, come è stato fatto per l'energia elettrica, perché le fonti di dati disponibili riguardano il gas distribuito nelle regioni e nelle province italiane da SNAM. Questa ripartizione però si suddivide sostanzialmente tra le forniture dirette all'industria, quindi con, passatemi il termine poco tecnico, il tubo diretto del gas che va all'industria, alla grande industria che viene alimentata, e le forniture alle reti di distribuzione locali, le cui competenza poi sarà
di competenza del distributore locale, distribuirlo, fare il cosiddetto ultimo miglio. Ecco, qua in questo grafico vediamo quello che è successo in regione dal 2010 in avanti fino al 2021, in cui percepiamo la differenza tra la parte sotto sono le forniture dirette di gas naturale alle industrie fornite direttamente da SNAM, e tutto il resto sopra è quello che viene sostanzialmente rilasciato e distribuito alle reti di distribuzione locali. Ok, poi i dati SNAM mettono anche a disposizione i gas che viene fornito direttamente alle centrali termoelettriche, è stato escluso, diciamo, da questa trattazione. Quindi nella nostra attività cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di contattare anche poi tutti i singoli distributori locali per tutti i 563 comuni della regione del Veneto, e abbiamo avuto, come dire, delle risposte parziali. Circa il 67%, poco meno del 70% siamo riusciti a coprire, diciamo, i territori comunali di poco meno del 70%, quindi su 360 comuni su 563. Quello che vediamo è i distributori locali poi, come dire, mettono a disposizione i dati anche qua in modo molto aggregato, quindi non è possibile andare a fare un'analisi settoriale sui specifici settori dell'industria, ma diciamo il dato viene racchiuso sotto il cappello di usi tecnologici che si differenziano sostanzialmente da quelli civili, e vediamo che insomma la fascia arancione delle forniture dirette si aggiunge un piccolo gradino di dell'industria servita direttamente dai distributori locali. Questo è un dato parziale, ovviamente perché mancano ancora dei territori, ma comunque ci dà l'idea effettivamente che probabilmente le distributori locali potranno essere un po' più grandi, ma non così tanto da raggiungere magari le forniture dirette di gas. Quindi questo è un po' il contesto. Un ultimo, anche qua, ecco, dal punto di vista, un focus proprio dal punto di vista territoriale, ok? E vediamo che ancora una volta, anche in questo caso, come avevamo già più o meno anticipato per l'energia elettrica, anche per il gas naturale, la provincia di Verona detiene, come dire, i consumi principali. Quindi, come dire, il territorio provinciale di Verona è sicuramente un territorio ad alta intensità energetica, sia dal punto di vista elettrico, ma anche molto evidentemente dal punto di vista termico del gas naturale. In questa analisi degli anni a disposizione, dei 5 anni a disposizione, osserviamo bene o male una tendenza di un calo, diciamo, fino al 2020 più o meno, per poi osservare una leggera ripresa negli anni successivi. Anche qua ovviamente questa è una dinamica che non può essere disgiunta troppo, almeno dal 2020 e dalle criticità che quell'anno ha portato con sé. Un'ultima poi spunto su appunto un confronto, no? Per andare in qualche modo a capire in termini specifici, ok, com'è il consumo delle imprese venete che operano nel settore manifatturiero rispetto a, come dire, il contesto nazionale. E ok, lascio poi magari vedere poi nel dettaglio magari un po' tutti i vari settori, però complessivamente, se guardiamo giusto l'ultima riga, abbiamo, come dire, un contesto veneto leggermente superiore rispetto al contesto nazionale in termini di indicatori di consumi di megawattora di energia elettrica per unità locale, le imprese alimentari che invece si caratterizzano per un consumo molto specifico molto più alto, alcune invece che sono proprio molto in linea, anche spesso molto molto vicine a quello che succede a livello nazionale. Ok,
Fatto questa premessa, questo contesto che in qualche modo descrive un po' le attività che abbiamo fatto per il settore industriale nell'ambito dell'azione C15 del progetto Prepare, alcune brevi informazioni sul tema, diciamo, specifico della giornata, che è quindi le diagnosi energetiche, di cui ovviamente non entro nel dettaglio, lascio poi al collega che seguirà anche di dare magari degli spunti in più. Qua volevo solo, come dire, inquadrare un po' la Regione Veneto all'interno del mondo delle diagnosi energetiche, o perlomeno delle diagnosi energetiche obbligatorie. Abbiamo appunto circa il 20% delle diagnosi obbligatorie sono diagnosi che vengono effettuate in Veneto, e 3/4 di queste sono relative ad aziende energivore. Le diagnosi riguardano quasi completamente, almeno anche qua i 3/4, il settore manifatturiero, ma gli risparmi che conseguono agli interventi svolti in seguito a queste diagnosi sono sostanzialmente il 98-99% destinati proprio al settore manifatturiero, che quindi è evidente che rappresenta quello, come dire, più importante e principale su cui porre l'attenzione anche per il tema dello sviluppo sostenibile. I principali interventi proposti riguardano le cosiddette attività generali di monitoraggio ISO 50001, illuminazione, aria compressa, motori elettrici. Si tende a realizzare poco per quanto riguarda le cosiddette attività generali, quindi le attività che in qualche modo hanno dei costi molto limitati, quali ad esempio appunto il monitoraggio energetico, l'energy management, la ISO 50001, e l'illuminazione, diciamo, è ancora l'intervento che ha trovato quindi la riqualificazione dei sistemi di illuminazione, i maggiori interventi, i maggiori contributi. Aria compressa, linee produttive, fonti rinnovabili e poi la trigenerazione che sono. Abbiamo un tasso di conversione, questo può essere un dato interessante, rispetto agli interventi proposti nelle diagnosi e gli interventi realizzati, di circa il 17%. Qua ho riportato insomma queste tabelle in cui vediamo un po' quelli che sono, diciamo, gli interventi effettuati, individuati in generale, e quindi mettendo in evidenza quello che è il tasso di conversione tra interventi individuati e interventi effettuati. Chiuderei la mia presentazione con questo, diciamo, anche qua senza entrare troppo nel dettaglio, con un caso studio che però credo possa essere, come dire, interessante anche dal punto di vista dell'argomento di questo webinar, cioè il patto dei sindaci, e quindi le attività, i piani d'azione per l'energia sostenibili che le amministrazioni comunali possono redigere per andare a proporre un piano d'azione per andare a ridurre le emissioni di un 40% entro il 2030. 40% poi anche, voglio dire, visto un po' al rialzo con il Fit for 55, e quindi oramai l'obiettivo è 55 al 2030 e molte linee guida si stanno sviluppando proprio in questo senso. Però ecco, siccome appunto non c'è l'obbligatorietà di considerare il settore industriale potrebbe essere interessante da questo punto di vista, perché anche noi dal punto di vista lavorativo stiamo cominciando ad avere sempre più segnalazioni di aziende che in qualche modo vogliono creare una comunità energetica rinnovabile aziendale, e quindi, come dire, realizzare impianti fotovoltaici sostanzialmente, perché è di questo che parliamo, magari andando leggermente oltre rispetto alle esigenze effettive dell'azienda, però per poter condividere poi l'energia con i dipendenti, e quindi insomma fornire benefici ambientali e economici anche a una sorta di benefit per i propri dipendenti. Velocissimamente, anche qua abbiamo appunto una prima fase in cui è stato, come dire, fatto girare un questionario, okay, tra i dipendenti,
abbastanza interesse, poca conoscenza. Sappiamo che il tema delle CER è un tema molto attuale, siamo in attesa proprio degli ultimissimi decreti che dovrebbero uscire sicuramente entro la fine dell'anno, ma tanti si stanno già organizzando per andare a creare, come dire, la comunità energetica, creare lo statuto, eccetera, eccetera. Quindi una prima fase di indagine tra i dipendenti, una seconda fase di definizione della CER e del flusso di dati, ok? Quindi capire quelli che possono essere i consumatori dipendenti magari della CER all'interno chiaramente del bacino territoriale che le comunità energetiche consentono. E quindi insomma la definizione della CER, la definizione dello statuto, la definizione di cosa succede agli incentivi che poi vengono ricavati per l'energia condivisa e infine poi l'ultima fase che diciamo dovrebbe partire. L'idea era di partire con questo caso studio questo mese di settembre, la ricerca del consumer ideale. Sapete benissimo che nelle CER è importante avere energia a disposizione per la condivisione, ma è altrettanto importante che i consumatori siano bravi anche a consumarla nel momento in cui questa è disponibile. E per cui insomma anche una sorta di formazione tra virgolette o divulgazione di quelle che possono essere le buone pratiche per andare a consumare energia quando questa è disponibile e quindi in questo modo anche massimizzare gli incentivi e come dire, rendere anche più conveniente e aumentare i benefici della comunità energetica. Spero di essere stato nei tempi, io vi ringrazio, qua ho i miei contatti, potete contattarmi tranquillamente per qualunque tipo di informazione che riguarda insomma questi ambiti e lascio la parola a Patrizia e ringrazio. La ringrazio, grazie molte Antonio per questa overview che ci ha dato di tutto il contesto diciamo, del Veneto, il contesto veneto nel settore manifatturiero e soprattutto del fabbisogno, e anche del fabbisogno energetico, anche la condivisione delle buone pratiche. E io ne approfitto anche per dire che tutte le slide comunque saranno rese disponibili e che poi ci sarà dedicata una sezione delle domande che potete già prescrivere nella chat che verranno analizzate dopo il secondo intervento. Passo la parola adesso al ricercatore, al collega, all'ingegnere Marcello Salvio, che è del Dipartimento Efficienza Energetica della divisione Sistemi, Progetti e Servizi per l'Efficienza Energetica, in particolare lui è responsabile del laboratorio Efficienza Energetica nei settori economici, che ci illustrerà questo piano, questa campagna di formazione, informazione, di sensibilizzazione nelle diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Patrizia per l'introduzione. Quindi mi presento, Marcello Salvio, responsabile del laboratorio efficienza energetica. Ringrazio innanzitutto per l'invito e diciamo che la mia presentazione calza perfettamente, direi, a valle di quello che abbiamo appena ascoltato. Il collega di Ambiente Italia ha effettivamente realizzato un overview molto interessante di ciò che concerne le aziende nel Veneto, e oggi io presenterò un tool che Enea ha organizzato, che ha messo a disposizione di tutte le imprese, nella fattispecie per le PMI, proprio per realizzare una diagnosi energetica proprio presso i propri siti produttivi. Da un punto di vista pratico iniziamo un po' a vedere chi siamo. Patrizia Fistocchini appunto introduceva il Dipartimento Efficienza Energetica è, per la legge 115 del 2008, anche l'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, che ha tra le svariati compiti anche diciamo il focus e la mission di supportare imprese, professionisti e tutte le associazioni di categoria a realizzare percorsi di efficientamento e contemporaneamente a ottemperare anche i decreti legislativi che riguardano il mondo delle imprese. Nella fattispecie il Dipartimento si occupa appunto di gestire l'intero meccanismo dell'articolo 8 del decreto 102, già precedentemente menzionato, cioè l'obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia, e in contemporanea supporta anche il MASE nella fase di controllo
nell'adempimenti normativi, ma contemporaneamente, essendo anche appunto un'agenzia nonché ente di ricerca, porta avanti anche tutta una serie di lavori intesi come di attività relativi alla formazione e informazione di tutti gli stakeholders tramite cicli, webinar, e oggi è uno di quelli, e contemporaneamente sviluppando metodologie per l'efficientamento dei settori produttivi. In ultimo, ma non penultimo, oramai da circa 8 anni collaboriamo con tutte le realtà associative più importanti, da Confindustria a Assolombarda a tutte le associazioni di categoria specifiche settoriali. Abbiamo redatto quasi 30 linee guida settoriali dedicate a 30 singoli settori merceologici, ovvero codice etico, andando a identificare best practice, indici di prestazione energetica e andando ad analizzare i processi produttivi. Qui in video avete un po' una cronistoria normativa di tutto quello che vi sto dicendo. La direttiva 27/2012, tra l'altro ne parleremo alla fine, da qualche giorno, superata dalla nuova direttiva 1791, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea il 10 ottobre 23. Comunque, la direttiva 27 obbligava tutte le grandi imprese, le imprese a forte consumo di energia, a fare una diagnosi ogni 4 anni a partire dal dicembre 15 e a inviarla ad Enea. Ora non sto qui a rappresentarvi tutta la cronistoria perché la vedete a video. Quello che è importante è il decreto legislativo 73/2020 che dava l'onore e l'onere a Enea di implementare a partire dal 1 gennaio 21 e fino al 31 dicembre 2030 un piano di sensibilizzazione appunto per le PMI. Perché ha fatto questo? In realtà perché sostanzialmente, come vedremo a breve, mentre le grandi imprese, le imprese a forte consumo di energia, rappresentano lo 0,01% delle imprese presenti in Italia, contemporaneamente rappresentano quasi la metà dei consumi. E quindi c'era un intero, un'intera platea di imprese che rappresentavano un vero e proprio potenziale per l'efficientamento energetico, ed ecco perché il Ministero ha deciso di puntare forte su tutte quelle che sono le imprese non obbligate, e oggi appunto parliamo di diagnosi energetica nelle PMI, perché sono le PMI il target di imprese non obbligate a fare la diagnosi energetica. Ma perché? Perché in realtà è stato ampiamente dimostrato che esista una netta e indissolubile un netto e indissolubile collegamento tra l'efficienza energetica e la competitività delle imprese. Il rapporto dell'European Investment Bank, ad esempio, del 2019, cioè la Banca Europea dell'Investimento, ha dimostrato che tutte le imprese che hanno al proprio interno una diagnosi energetica realizzata e ben fatta hanno una propensione ad investire in efficienza energetica pari a 1,5 volte maggiore di chi non ha la diagnosi energetica. Cosa vuol dire questo? Che se io oggi vado a investire un'aliquota marginale, ovviamente, nel mio profitto su una diagnosi energetica, avrò una propensione maggiore a investire in efficientamento energetico e avrò soprattutto un incremento in termini percentuali di efficienza energetica e di competitività. Abbiamo però un problema nel mondo delle PMI, come ben sappiamo tutti. In primis problematiche di natura economico-finanziaria, perché vi è una maggiore difficoltà ad accedere al credito da parte delle PMI, così come vi è anche una maggiore difficoltà ad accedere ai cosiddetti meccanismi incentivanti, che siano i titoli di efficienza energetica, che sia il conto termico, che siano i bandi regionali, che pur sono ovviamente copiosi a livello nazionale e a livello regionale. Contemporaneamente però questa difficoltà è anche legata a una mancanza di competenze in ambito di efficientamento energetico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che mentre le grandi imprese, le imprese a forte consumo di energia, da poco è stato introdotto il DM 541 del dicembre 21, ha introdotto l'obbligo di diagnosi anche per le cosiddette imprese gasivore, quindi si sta spostando l'attenzione della diagnosi energetica come strumento cardine per l'incentivazione anche nel mondo delle imprese che consumano molto gas naturale. Beh, che cosa si è visto? Che in realtà queste imprese che lavorano in questi settori merceologici, che hanno grandi consumi, sono diverse ovviamente imprese che hanno già al proprio interno dei team che si occupano di questo. Spesso hanno un energy manager, spesso hanno un energy management team ben diverso, soprattutto nel caso delle microimprese, delle piccole imprese, dove questo non avviene. E questo è un vero e proprio gap culturale che ovviamente si
ha un impatto anche sull'efficientamento produttivo di questi settori, e contemporaneamente appunto vi è una scarsa propensione quindi all'investimento proprio per questa mancanza. Lo dicevamo prima, avete a video un fact sheet della Commissione Europea dove si vede che in Italia abbiamo circa 4.000 grandi imprese e abbiamo 4 milioni circa di partite IVA. Capite bene che stiamo parlando di 2 ordini di grandezza differenti e che il potenziale in quei 3 milioni e mezzo e passa di imprese, che fondamentalmente non hanno l'obbligo di diagnosi, quindi hanno anche un minore sprone a fare la diagnosi energetica o ad adottare sistemi di gestione di ISO 50.000, beh, in quel settore vi è un grande potenziale di efficientamento. Ecco perché la diagnosi energetica anche nelle PMI rappresenta il primo passo per lo sviluppo poi di un sistema di energy management aziendale. E qual è la cronistoria di Enea? Enea è appunto l'agenzia, abbiamo detto, per l'efficienza energetica, ha prodotto tutta una serie di documentazione che trovate su efficienzaenergetica.enea.it nella sezione per le imprese, e qui c'è una ampia panoramica, insomma. Partiamo dai primi file F, chi segue, chi è impiegato, chi è diciamo coinvolto nel meccanismo dell'articolo 8 sa di che cosa parlo, cioè dei file Excel settoriali che si vivono un po' a rappresentare un quadro complessivo dei consumi, ma poi nel corso del secondo ciclo di diagnosi 19-22 abbiamo sviluppato quello che dicevamo prima, oltre 20 linee guida settoriali, oltre 6 volumi nella linea editoriale Quaderni dell'efficienza energetica, nel 24 ne pubblicheremo altri 4. Tutto quello di cui vi sto parlando è entrato all'interno di Atenea Forsme. Ma cos'è Atenea Forsme? Atenea Forsme è un vero e proprio tool sviluppato in ambiente Excel, realizzato con la scuola di ingegneria dell'Università della Basilicata. Qual è il focus e l'obiettivo di Atenea Forsme? Sensibilizzare le imprese, nella fattispecie le PMI, alla rendicontazione, fornire uno strumento di analisi tecnico, economica, ambientale ed energetica, e infine fornire anche una base dati sui consumi energetici delle PMI. Il tool è disponibile sul portale Audit 102 previa opportuna registrazione, ed è un tool, come vedete qui, che si può scaricare facilmente, è in ambiente Excel, quindi facilmente anche adoperabile in settori dove magari manca, come dicevamo prima, un know-how specifico anche in termini di implementazione di strumentazione informatica. È disponibile un manuale d'uso e un manuale di installazione rapido. Il tool è sviluppato appunto in Excel, in VBA, è compatibile con tutte le versioni di Excel dal 2010 in poi, e andiamo nei contenuti. Sostanzialmente consta di queste 7 macro aree che voi vedete nella vostra sinistra. C'è quindi un'anagrafica, c'è un focus sugli acquisti dell'energia, un focus sugli inventari, analizza e individua per ciascun codice Ateco, perché vedremo che la caratteristica di questo tool è di essere customizzato per ogni singolo codice Ateco, che è una grande novità rispetto a tutti gli altri tool disponibili anche online presso altre realtà. Fa un focus sugli indicatori, stila una classifica degli interventi migliori per quell'impresa in quel codice Ateco, dà la possibilità poi di stampare un report andandosi a collegare al server Enea, e poi fa un focus ambientale sui consumi di acqua e sulle emissioni di CO2 evitate, quindi ovviamente legato anche alla tematica oggetto del presente webinar. Nella prima anagrafica, come vedete, il compilatore va a selezionare la propria realtà, la caratterizza, mette il fatturato, il bilancio, il codice Ateco, e a quel punto conferma la scelta Ateco. Nel momento in cui il compilatore va a confermare la scelta Ateco, il tool in automatico, scusate, si tara su quel codice Ateco, e quindi su quel codice nasce a 2, 4 e 6 cifre, cioè il tool va a customizzarsi su quel codice Ateco. Quindi un'impresa, per esempio un piccolo esercente del commercio al dettaglio, avrà un tool che sarà diverso rispetto alla piccola impresa o alla media impresa che lavora nel settore meccanico. La seconda sezione è una sezione relativa ai consumi di energia. Vi è una raccolta dati e un vero e proprio dati appunto sia sul vettore energia elettrica, sia sull'energia termica, sia sul
su tutto ciò che l'impresa consuma nell'ambito dei trasporti. Si possono caratterizzare i consumi fino a 3 anni prima rispetto all'anno ennesimo in cui vado a fare la diagnosi energetica. A questo punto c'è la sezione dell'inventario, cioè c'è data la possibilità al compilatore di andare a caratterizzare la propria realtà produttiva, andando a inserire i dati all'interno di questi inventari termici che vedete. Abbiamo un inventario elettrico, abbiamo un inventario termico e abbiamo un inventario relativo alla sezione trasporti. Vi è anche, è molto importante, una sezione dedicata alla trasformazione interna, qualora ad esempio all'interno del sito vi siano impianti di cogenerazione, di trigenerazione o altri impianti afferenti a una trasformazione interna. Gli inventari sono strutturati su quella che è l'alberatura energetica che Enea da oramai quasi 10 anni propone per realizzare le diagnosi energetiche nelle imprese, cioè un'alberatura che tenga conto delle attività principali, dei servizi ausiliari e dei servizi generali per quanto riguarda il comparto manifatturiero, oppure dei soli servizi ausiliari e servizi generali per quanto riguarda il comparto del terziario. Qui abbiamo per esempio a video una tipologia di inventario. Vabbè, ovviamente qui è compatta, ma il compilatore può andare a switchare, a cliccare su attività principali, servizi ausiliari, servizi generali, e che cosa fa? La sezione viene espansa e va a selezionare tutti i singoli macchinari o le aree funzionali con le relative caratterizzazioni, diciamo, tipologiche, quindi va a dire i compressori presenti, le caldaie, oppure gli impianti di illuminazione, gli impianti di climatizzazione. Cosa fa il tool? Va in automatico, una volta che è finita questa parte, a bilanciare questi consumi con quelli da bolletta per vedere se c'è una difformità. Se il range è compreso nel 5%, sostanzialmente si va avanti. Se invece ci sono differenze del 10-15%, il tool dà un warning e dice: guarda, o hai sbagliato i dati imputati a bolletta o hai sbagliato a compilare la parte degli inventari, quindi ricontrolla. A questo punto, una volta inseriti i consumi e una volta inserite le varie aree funzionali, il tool che cosa fa? Tira fuori gli indici di prestazione energetico di primo livello, cioè dice: quanto consuma la mia realtà aziendale? Consuma X kilowattora, ad esempio, per tonnellata di acciaio prodotto, facciamo un esempio banale, oppure consuma X kilowattora per metro quadro di superficie riscaldata. A questo punto abbiamo quindi degli indicatori, ma noi in back office abbiamo inserito all'interno del tool circa 20.000 indici di prestazione energetica che viene fuori dall'analisi delle oltre 30.000 diagnosi energetiche pervenute a Enea ai sensi dell'articolo 8 dal dicembre 15 al dicembre 22. Ovviamente questo è una grande, diciamo, una grande biblioteca, passatemi il termine, che abbiamo e che attraverso il quale possiamo andare appunto a realizzare dei veri e propri benchmark per codice Ateco, perché noi abbiamo questi indicatori di prestazione per codice Ateco, quindi la realtà aziendale compila le sezioni che abbiamo visto finora, esce fuori un indicatore di prestazione, questo indicatore, che è l'indicatore reale, viene confrontato con quello di indice, con l'indicatore di riferimento che ne ha individuato a margine dell'analisi delle oltre 30.000 diagnosi energetiche. Il tool poi crea una sorta di file F riepilogativo dove sostanzialmente vengono riportati gli indicatori di prestazione e i consumi per ciascun vettore energetico in TEP. Ovviamente sto andando rapidamente, il tool è ovviamente più complesso, vi invito a scaricarlo e poi noi siamo sempre disponibili qualora insomma necessitiate di informazioni. Una volta che è stato trovato l'indicatore di prestazione specifico per quel codice Ateco, il tool chiede al compilatore di realizzare e di rispondere a un questionario obbligatorio. Vi sono circa 19 aree tematiche, sono una settantina di domande, molto semplici a dire il vero. Quando è stato installato questo? Avete un energy manager? Avete fatto un rifasamento? Ogni risposta dà vita a un punteggio che però in back office cosa fa? Questo punteggio, legato all'analisi costo-efficacia che Enea ha portato avanti per circa 17 tipologie di interventi impiantistici e gestionali, dà la possibilità al tool di andare a sviluppare una vera e propria classifica di interventi che viene suggerita all'impresa
per aumentare il proprio grado di efficientamento e quindi per ridurre l'indice di prestazione. Non vi ho detto che è possibile anche caricare a video questo per diciamo rendere ancora più efficiente questa sezione del tool. È possibile caricare a video quelli che sono degli interventi già realizzati negli ultimi 3 anni. Quindi il tool, se tu hai già fatto un intervento sull'illuminazione, ne tiene conto e ovviamente splitta, diciamo, questa comunicazione nella macro che è ovviamente dietro questa tabella che vedete a video, e quindi ovviamente tiene in conto di questo aspetto nel suggerire interventi. Ovviamente gli interventi sono suggeriti per vettore energetico, quindi abbiamo interventi sull'energia elettrica, interventi sul trasporto, eventualmente ci fosse, interventi sull'energia termica. Ovviamente a video non si vede molto, ma quello che volevo far vedere è che poi il tool per ogni intervento suggerito fornisce anche la tabella di calcolo dei risparmi, va a fare un calcolo economico, quindi calcola il VAN, il payback e il TIR, quindi tempo di ritorno, il tasso interno di rendimento degli interventi, e poi eventualmente si tratti di interventi customizzati già nelle linee guida, per esempio dei certificati bianchi e del conto termico, fornisce informazioni sulle schede tecniche di supporto da cui sono stati presi gli algoritmi che sono alla base delle tabelle e il calcolo dei risparmi. Qua abbiamo per esempio un intervento, installazione di motori elettrici a più alta efficienza. Una volta che si vanno a installare, una volta che si vanno a compilare gli inventari e, come dicevamo prima, i questionari, insomma, la tabella fornisce tutta una serie di interventi ed informazioni relative a quelli che sono i saving energetici che si possono ottenere installando i motori. La sezione 8 invece si focalizza sul consumo dell'acqua, che è diventato proprio 20 giorni fa, con la nuova direttiva, un obbligo da inserire nelle diagnosi energetiche, ma niente paura, non adesso, cioè quando la direttiva europea verrà recepita, di solito ci vogliono 24 mesi, scusatemi, il legislatore poi terrà conto di questi aspetti, quindi sia per la scadenza 23-24, probabilmente per le grandi imprese, sia per le diagnosi nelle PMI, il focus sull'acqua non è obbligatorio, ma noi ci siamo portati avanti e abbiamo già immaginato per vari codici Ateco, farmaceutico, la fonderia, l'alimentare, il tessile, insomma tutta una serie di realtà merceologiche, abbiamo l'opportunità di andare a focalizzare l'attenzione sui consumi idrici e sui consumi energetici relativi ai consumi idrici. Ultima sezione, la stampa. Una volta fatto tutto questo, il tool, tramite quel tastino General Report, dà l'opportunità al compilatore sostanzialmente di creare un doc, cioè un documento che tenga conto sostanzialmente di tutto ciò che abbiamo detto. Ovviamente si autocompila, tiene conto solo delle parti che il compilatore ha inserito all'interno del tool, ma diciamo è uno strumento molto utile perché può permettere alle imprese, soprattutto alle PMI non soggette all'obbligo, di avere sotto controllo, diciamo, il consumo dell'energia anno per anno e sostanzialmente di tirar fuori un documento che può essere usato anche dal direttore dell'azienda, insomma dal management, per vedere un po' come sta andando l'efficientamento. Inoltre, ultima slide e poi diamo la parola nuovamente a Patrizia e ai colleghi di Eneventi. Il tool è un tool che si automigliora, nel senso c'è la possibilità tramite un form che vedete a video ma che è anche inserito all'interno sia del manuale sia del tool di fornirci informazioni. Non funziona qualcosa, c'è una criticità, si è bloccato, tutta una serie di criticità che noi stiamo man mano risolvendo, tant'è vero che ad aprile 23 lancio del tool e pubblicazione, agosto 23 una prima release, il 15 novembre avremo una seconda release proprio alla luce di tutte quelle che sono le indicazioni che tutti gli users hanno inviato ad Enea. Qui ultima focus sulla diagnosi energetica. Perché è importante alla fine? Ad oggi la diagnosi energetica è legata alle sole grandi imprese e alle imprese energivore. A partire dal 1 gennaio 24, ma in realtà diciamo a valle del recepimento del legislatore, quindi penso a partire dal 26, voto per pieno, l'obbligo di diagnosi non sarà più legata alla
tipologia di impresa, grande impresa e o fatturato, quindi numero di addetti over 250 e fatturato, ma sarà legato dal nostro punto di vista in maniera molto più ragionevole ai consumi. Cioè tutte le imprese che consumeranno più di 10 terajoule di energia globale avranno l'obbligo di diagnosi energetica. E quindi cosa vuol dire? Che anche molte PMI che oggi non sono soggette all'obbligo lo saranno a partire da, penso, dal 2026. Quindi anche questo tool viene appunto fornito gratuitamente per sostanzialmente andare a sensibilizzare le imprese e in termini di sensibilizzazione vi lascio con quelli che sono le ultime 2 tappe. Siamo stati ad Ancona qualche giorno fa, le ultime 2 tappe, l'ultima proprio a Padova il 24 novembre presso Villa Italia. Chiunque voglia partecipare in presenza e o da remoto può contattare, può collegarsi sul sito dei eventi e vedere e seguire tutte le modalità di registrazione. Infine l'ultimo, diciamo, evento nazionale, siamo stati a Roma, a Milano, a Padova, proprio perché, come diceva il collega precedentemente, è una realtà molto attiva da questo punto di vista. Ultima tappa a Napoli il 9 novembre invece per tutto ciò che riguarda l'obbligo di diagnosi ai sensi dell'articolo 8. Vi ringrazio, spero di essere stato nei tempi e sono disponibile per eventuali domande. Grazie mille Marcello. Questo percorso formativo, in particolare anche questo di oggi, è stato selezionato come argomenti nell'ambito di questa collaborazione che ha previsto delle interviste agli attori privilegiati, in primo luogo le province, alle quali è stato chiesto quali erano i fabbisogni informativi che avevano recepito dai sottoscrittori, oppure per rivalutare e riaggiornare i propri piani di azione. E quello che è risultato è appunto la necessità di avere contezza del territorio, di avere a disposizione degli strumenti pratici per aiutare soprattutto i piccoli comuni a predisporre queste azioni. E quindi abbiamo avuto un overview generale del settore manifatturiero e del settore industriale da parte di Ambiente Italia. Abbiamo avuto la spiegazione da parte di Marcello di questo nuovo tool messo a disposizione. Io vorrei dare magari la parola adesso alle domande, se ci sono delle domande di approfondimento. Allora, abbiamo il 40% coperto da FER. Quale tipo di fonte rinnovabile viene utilizzato maggiormente? Se il dottor Siciliano... Sì, ecco, sì, 4%. Ma allora, se non ricordo male, la Regione Veneto è la 6ª regione produttrice di energia rinnovabile, forte anche del suo storico idroelettrico, diciamo, tradizionale. A livello industriale, insomma, si può fare diverse caratterizzazioni, però sostanzialmente è la tecnologia solare fotovoltaica quella che la fa da padrone, con alcuni casi anche di magari specialmente, diciamo, rivolte al settore del legno e del mobilio, con un recupero anche di scarti di produzione per la produzione di energia termica. Però diciamo la fonte principale è comunque sempre il fotovoltaico, che tra l'altro poi è quella che anche meglio si adatta anche a una situazione produttiva proprio industriale, che vede la fabbrica, l'azienda operare quando l'energia è disponibile, per cui è sicuramente questa fonte qua, ecco. Volevo chiedere a Marcello se invece la campagna di sensibilizzazione del nuovo progetto, di questo nuovo tool, verrà attivata anche per l'anno prossimo, se sono già previste delle nuove tappe. Allora, sicuramente da parte nostra c'è la volontà di portare avanti la campagna. Il Ministero ovviamente ci ha dato l'input a svolgere, ci sono già in previsione alcune tappe che stiamo finalizzando. Ovviamente siamo in attesa a dicembre 2023 che il Ministero appunto ci confermi la continuazione del piano di sensibilizzazione. Detto questo, penso che al 99% sarà confermato e quindi continueremo, e ci sono alcune tappe, penso a Parma, Siena, sono già arrivate alcune proposte, diciamo, al momento tutto sta in by in attesa appunto di ricevere ulteriori indicazioni. Però sì, comunque continueremo, così come continueremo ad aggiornare il tool
e soprattutto l'obiettivo per il dicembre 2024, questo lo possiamo anche dire in anteprima, è trasformare questo tool che oggi è in ambiente Excel, quindi con VBA e macro, direttamente in una piattaforma online, dove praticamente è libera a tutti, previa registrazione sempre, che dovrebbe, diciamo, essere poi ancora più performante da questo punto di vista. Grazie mille. Io invito, poi metteremo una slide con il link YouTube dove è registrato e vi invito poi tramite il QR code a compilare un questionario online. Adesso passo la parola all'architetto Alberti per delle considerazioni finali della giornata. Prego. Grazie Patrizia. Allora, la considerazione un po' era la scommessa che avevamo fatto anche su questo modulo e della relazione che poteva esserci proprio con i patti dei sindaci, con i PAES, che è stata, secondo me, messa anche in evidenza sia dalla relazione di Antonio Siciliano, perché quando parliamo ovviamente di una questione così specifica come le diagnosi energetiche alle piccole imprese, possiamo anche pensare che possa far parte di una delle azioni che i PAES contiene e che contiene magari a livello proprio della costruzione delle comunità energetiche di cui abbiamo sentito appunto citare. Noi crediamo appunto che le comunità energetiche siano davvero uno strumento efficace per perseguire appunto gli obiettivi legati alla transizione energetica, e quindi avere strumenti che facilitino la realizzazione di azioni previste dal PAES attraverso appunto portali o comunque strumenti che anche per le piccole imprese possono essere utilizzati in maniera voglio dire veloce, intuitiva, perché abbiamo visto una descrizione, ma sicuramente Marcello Salvio il 24 di novembre avrà l'occasione di farci addentrare, per cui rivolgo un invito alle imprese a partecipare a questo evento e quindi utilizzare questo strumento di consapevolezza per le piccole imprese non è solo, voglio dire, un consiglio, ritengo che sarà un obbligo, se non da un punto di vista normativo, sicuramente nel momento in cui faremo i bandi per i fondi FESR, per cui insomma quello che si diceva, facciamo una specificazione di questo con questo modulo per facilitare, dargli gli strumenti anche per perseguire le azioni che pensiamo a livello strategico regionale, ma utilizzando anche i fondi della Comunità Europea che le regioni metteranno a disposizione sicuramente con il nuovo anno. Quindi ritengo che quest'oggi, insomma, almeno la mia era una soddisfazione, voglio dire, per questo incontro e credo che darà dei risultati anche nell'interesse appunto di tutti i partecipanti, che sono stati anche numerosi in video call. Ecco, mi fermo qui e vi ringrazierei. Se devi concludere te l'intervento. Dobbiamo mettere online il questionario, sì, che lasceremo se no ci sgrida la Regione Veneto. Diamo un servizio completo con un questionario di valutazione che vi invito a compilare, è molto veloce. Ecco, invece sulla destra trovate il link di YouTube, del canale YouTube di Rele 20, dove potrete rivedere la registrazione di questa giornata e anche la giornata passata dedicata al terzo PIL della povertà energetica e quelli successivi, che ricordo il prossimo sarà sul secondo pilastro del patto dei sindaci, l'adattamento ai cambiamenti climatici, dell'8 di novembre. Vi ringrazio per la partecipazione. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie.